la strage di Lubani. Mamma, la guerra finì, i fascisti si nero, un papà onorario dello Stato vince al formaggio, di spesso è legato da qualche posto dove un nucleo di moace ci può portare un ciure e la strada ci la ora non è più vietato parlare, o esce di dentro la sera, tutti dicono che le cose in Palermo stanno per cangiare. Ma lo vedete la disperazione è ancora a capo, dentro la nostra casa, dentro l'occhio di la povera gente, non ne vuole passare. Stamattina fuori fa freddo e che ora c'è l'aperto. Tanti cristiani stanno venendo con un cuore pieno di speranza a cercare un nuovo prefetto. Magari io non ne può aiutare. Tanto in fondo domandiamo pane, basta, travagliare. Mamma, grazie per la compagnia, che ho sempre è meglio io. E anche se ho 17 anni, insieme a una collata ci voglio scioperare. A quanto pare non ne vuole attentare. Siamo armati solo di pensieri e domande di fare. Mamma, state dalla parte mia, le soldati mi arrivare, e tu però sono armate, ma non penso che l'avessero a toccare, ma in fondo non facevano vendere male. Mamma, dammi la mano, cercavo di scappare, che mi sono fuori, a cominciare a sparare. Quanto sanno, quanto cristiano in terra, non è giusto, ma ci vogliamo solo un pezzo di pane per mangiare, e no assaggia del pane. Mamma, va di me, non veterale, basta in terra. Non vuol dire che non mi posso muovere, neanche a forza di parlare. Non piangere mia, ora non sono più solo. Papà è caro, mi tiene la mano. Mamma. Complimenti Francesco Villeci, complimentissimi, complimenti. Ricordiamo che ha consegnato l'attestato per il Consiglio Direttivo di Palermo col pensiero Maria Rosaria Monto.